Eccoci col presidente Giorgio Furlanis. Siamo al primo allenamento della settimana di martedì, reduci da una bella vittoria di Coppa Italia, vinta per 2-1 contro il Caneva. Ad eliminazione diretta in Coppa Italia, un bel risultato. Dico questo per chiederle dove volete arrivare. Ma nel senso, diciamo che quest'anno abbiamo fatto la squadra per alzare un po' un gradino dell'annata scorsa. Abbiamo aggiunto molti elementi giovani, qui mantenendo una squadra tra i 2000 e i 2001. Le 7 ragazze più o meno si collocano in quella classe, eccetto la Rebecca Piemonte con 98, però ci sta nelle linee. Il nostro obiettivo è quello di ben figurare in questo campionato, per cui siccome è un po' elaborato, riuscire nella prima tornata a arrivare nelle prime 3, così andremo a fare il girone di andata per combattere per essere in Serie C. Sì, perché il direttore sportivo ci ha spiegato prima che è cambiata la formula in meglio. Sì, qualcosina in meglio dell'anno scorso, sì, corretto. Sì. Perciò in Coppa Italia per il momento prosegue il cammino. Sì. Nel campionato i presupposti che avete creato sono buoni. Voi avevate anche fatto domanda di passare quest'estate di categoria superiore, che purtroppo è andata male, insomma. Sì, confermo, abbiamo fatto la richiesta per il pescaggio di Serie C, ma purtroppo la scelta è stata quella di pescare sulle isole, diciamo. La Sardegna e la Sicilia è stata quella che è stata opzionata per andare in Serie C, pertanto hanno tolto via il posto alle Venete e alle Lombarde, di cui eravamo favorite per poter accedere. Però insomma giochiamoci il campionato per poi salire. Quest'anno tutti pensano, almeno si pensava, che il calcio femminile avesse un po' di più visibilità, anche più seguito, in quanto i mondiali alla nazionale, insomma, per come ha giocato, ha creato tante aspettative, tanti appassionati che si sono avvicinati al mondo del calcio. Però qua insomma non mi sembra che si sia visto tradotto in visibilità mediatica. Un po' trascurati lo siete ancora, insomma. Sì, le confermo, lei ha molto ragione, anzi la ringrazio perché è forse il primo a farci un'intervista vera e propria da quando abbiamo iniziato. Diciamo, anche noi pensavamo di essere un attimo seguiti dai giornali, dai TV, ma fanno ancora più fatica l'anno scorso, non so perché. L'unico a favore nostro, abbiamo avuto un aumento di ragazze, come vede lei, molti ragazzini giovani che si apprestano a venire a allenarsi, e questo ci fa solo che piacere. E speriamo che prima o dopo qualcuno abbia attenzione anche per noi e ci dia un po' di spazio. Sì, allora diciamo che anche per non accusare nessuno, non sono tanto le firme locali, ma quello che decidono in redazione, e i giornalisti locali devono attenersi anche un po' alle direttive. Però insomma se si spingessero un po' di più non sarebbe male. Però io volevo, a questo proposito, voi avete tutte le partite registrate da Gabriele Zoia, perciò chi vuol vederle va su YouTube e nel vostro sito, insomma, si trovano, e avete anche una TV che trasmette a livello nazionale, perciò siete più seguiti fuori che localmente come attenzioni. E sì che di calcio femminile qua nel Veneto orientale, insomma, c'è il Portogallo. Sì, è vero, nel senso abbiamo la fortuna che attraverso alcuni amici che lavorano come Gabriele Zoia, per cui registrano le nostre partite, vengono messe dentro via YouTube, via Facebook e quant'altro, per noi dà molta visibilità. E questo ci fa solo che piacere, e ringraziamo queste persone che sono vicine a noi e continuano ancora a sostenerci. Per chiudere, cosa vogliamo dire per incoraggiare un po', perché sennò non vogliamo solo lamentarci, perché insomma qua non siamo nel professionismo, si gioca per passione e si soffre anche e si spende per passione. Lei da questo punto di vista qua come vuol chiudere? Ma nel senso, io dico, cari amici, cari giornalisti o simpatizzanti, venite a vederci,
ci farà solo che piacere. E il calcio non è solo maschile ma anche femminile, date un po' di spazio a queste ragazze e sicuramente vi divertite. Voi ce la mettete tutta. Sì, noi sì. Bene, grazie Presidente. Grazie a lei di nuovo.